Sono Silvia Marcangeli, ci troviamo nel territorio di Tetti, sono la vicepresidente di Sardinia Turistica. La nostra attività, servendosi di bici elettriche, mountain bike e bici da passeggio, dà la possibilità di visitare il territorio, ammirare lo splendido paesaggio di Tetti. Inoltre viene data la possibilità anche di noleggiare i kayak in modo da poter visitare i splendidi laghi che si trovano nel nostro territorio. Mi chiamo Simone e sono uno dei soci della cooperativa che ha avviato questo progetto. Tetti ha un grande patrimonio geografico, culturale e paesaggistico anche. La sua escursione altimetrica va da 200 metri sul livello del mare a 1000 metri sul livello del mare. Questo fa sì che il territorio si possa prestare a attività come quelle delle bike, che consentono quindi grandi spostamenti e con le biciclette elettriche con il minimo sforzo. È uno strumento silenzioso, è elettrica e quindi dà anche la possibilità di avere un grosso aiuto nella parte dei percorsi più impegnativi. Tutte le persone che vogliono noleggiare le biciclette elettriche hanno la possibilità di unire un percorso che è ambientale e sportivo insieme a delle tappe lungo gli attrattori dell'enogastronomia del territorio. Abbiamo già testato diversi percorsi di diversi livelli di difficoltà, è stata studiata la possibilità di fermarsi nelle attività agricole e produttive del territorio in maniera tale che possano intrecciarsi quelli che sono i percorsi sportivi e ambientali con quelli enogastronomici e culinari. L'intervento del GAL è stato fondamentale per l'avviamento di questo progetto, in quanto ci ha consentito di darci sia gli strumenti economici per l'avviamento, ma anche di essere seguiti a livello di impresa nelle fasi di avviamento con incontri conoscitivi e facilitazione a livello burocratico e amministrativo. Il GAL è stato per noi di grande aiuto per l'avvio dell'attività e soprattutto per l'acquisto delle biciclette, delle mountain bike e dei kayak. Servendoci appunto di questi strumenti abbiamo la possibilità di dare al nostro territorio un grande contributo oggi e in futuro per fare in modo che le persone del territorio e anche da lontano possano effettivamente giovarne.